Sì, io ho ascoltato sia le parole del consigliere Greco sia le parole del consigliere Marchesi. Allora, tutto questo interesse, consigliere Greco, consigliere Marchesi, si dovevano fare non solo oggi, si dovevano fare 2 anni fa, 5 anni fa, 8 anni fa, perché ci stiamo prendendo in giro. Cioè io mi vergogno oggi di essere un consigliere romano. Lo sai perché? Perché ce la scordiamo perché 2 anni fa questo problema da Riccardo Valentini l'ha sollevato per caso? Ottobre 2020. L'ha sollevato il consigliere Greco, per cui 2 anni avete governato, vi siete scordati per 2 anni avete governato? Io ammetto la mia criticità, ma voi ammettete anche ci sono stati dei passaggi dove non avete fatto nulla per questa scuola e ora venite qua a dire che siete i paladini della giustizia e siete i paladini della giustizia. I paladini della giustizia qua non c'è nessuno, qua c'è l'interesse prima dei bimbi e poi delle famiglie, come abbiamo detto, ha detto il sindaco e come io spero che adesso interviene anche il coordinatore Bruno Zacani, così spiegherà in dettaglio la delibera e anche quello che dobbiamo fare per la scuola. Noi abbiamo la parola del sindaco che ha detto che entro 3 giorni, mercoledì prossimo, iniziate il lavoro del Campo Valentini e entro 2 mesi finiranno. Questo ce non passa avanti. Ho ritardo e 3 anni signora io. 3 aule non risolveranno il problema. Sì, ma non risolve il problema, ma lo attenuerà il problema. Ma scusi, noi cosa dovremmo fare? Dobbiamo essere realisti, qual è la soluzione? L'abbiamo trovato prima nelle 3 aule che entro 2 mesi fanno, intorno a un progetto, un 1,4 che rifà tutta la scuola. Scusi, mi faccia dire. Professoressa lei è intervenuta, abbiamo ascoltato, non sono previsti contraddizioni. Per essere sincero, guarda, in quest'ultimo anno noi abbiamo preso, non scordiamo che 2 anni fa abbiamo messo il finanziamento della Vittoria Nero, che poi l'abbiamo ripigliato, non ci lo scordiamo, e qualcuno se lo scopre, io lo ricordo. 2 anni fa abbiamo messo il finanziamento della Vittoria Nero ed è stato messo periodicamente il finanziamento, quindi noi abbiamo 1 milione da spendere dalla Vittoria Nero, abbiamo 1 milione da spendere nella scuola di polizia e abbiamo 1,4 milioni da spendere alla Riccardo Valentini. Sarà poco, ma in 20 anni hai qualcuno fatto questo? Io penso di no. Ci scusiamo del ritardo, ci scusiamo del fatto, delle responsabilità, non le date sempre all'ultimo arrivato. Le responsabilità vanno distribuite nell'arco del tempo. Le responsabilità sono dai tempi dove nessuno ha messo valore nelle scuole. Quindi io mi prendo la mia responsabilità, ma la responsabilità è del tempo, non è solo nostra. Grazie. Grazie consigliere. Rispettiamo l'ordine, consigliere no, poi rispettiamo l'ordine. Consigliere Russo, prego.